Benvenuti a tutti, oggi farò un breve video, non so quanto durerà, ma ci sono un po' di cose da dire. Come vedete, ribadisco sempre, come le altre volte, noi perdiamo 28.000 abitanti all'anno. 28.000 abitanti, all'incirca un grande paese della Sardegna. Beh, abbiamo il record di vendita delle case agli stranieri. Stanno arrivando un sacco di stranieri, svizzeri, tedeschi, americani, ucraini, molti ucraini, che stanno comprando le case quasi regalate. E il paradosso, uno potrebbe dire, ma loro hanno i soldi. Come li hanno ottenuti questi soldi? Questo sarebbe un mistero. Però vengono a comprare nelle zone interne della Sardegna, quelle lontane dal mare. E hanno comprato varie case, anche a Villa Cidro, San Gavino. Chissà chi gliel'ha detto che c'erano queste case in vendita. Le hanno comprate a un prezzo quasi stracciato. Queste case ora si stanno riempendo magicamente di diversamente svedesi, chiamiamoli, o diversamente cristiani, perché sono solitamente popolazioni musulmane e persone colorate, di vari colori. Oggi si dice persone di colore, noi li chiameremo colorati, diversamente bianchi. Ci sono varie persone colorate tra asiatici, nordafricani, indiani, pakistani, che stanno iniziando a riempire la zona. Adesso devono costruire anche un altro centro di accoglienza a San Gavino. E questi centri di accoglienza sono centri di accoglienza diffusi, non sono delle strutture singole, cioè ci sono degli stranieri che comprano le case nei nostri paesi mentre la gente se ne va e ci inseriscono altri abitanti. Mi viene il dubbio, sapete, c'è una pratica che si chiama regime change, cambio di regime. Viene il dubbio che questi personaggi che stiano comprando le case possano pagare le campagne elettorali, ma questo viene classificato come complottismo. Cioè, se un magistrato a pensarlo, il magistrato, sappiamo che la classe giuridica è toccata dallo Spirito Santo, quindi loro possono sospettare, aprire indagini, indagare quanto vogliono. Il normale cittadino, il sardo, non può farsene queste domande. Se dice che c'è una sostituzione etnica in atto, no, è una teoria del complotto. Loro in realtà comprano le case per fare beneficenza. Perché sarebbe molto facile pensare che ci fosse qualcuno che magari vuole ottenere il controllo di un territorio. Questa è una teoria complottista, perché la mafia è una teoria complottista. Mettiamo caso che uno che ha i soldi vuole prendere il controllo di un territorio. Come può fare? Inizialmente acquisire delle proprietà, creare delle basi stabili sul territorio. Poi paga le campagne elettorali e vediamo che l'anno prossimo tutti questi comuni avranno il cambio sindaco. Stranamente, un anno prima delle elezioni arrivano a comprare decine se non centinaia di case. E poi, sempre per una questione del caso, fanno entrare all'interno di queste case dei cittadini non sardi, degli abitanti non sardi, possibilmente anche non europei. Molto interessante questa cosa. Poi ci sono, quelli che comprano le case per vacanza, quelli che comprano le case per B&B e quelli anche che comprano le case per metterle in affitto. In tutto questo quadro noi, ricapitolando, abbiamo 28.000 sardi che se ne vanno fuori e altri tanti che ne arrivano da fuori di persone però non sarde. Abbiamo lo spopolamento, case sempre più abbandonate, persone sempre più indebitate, perché molti si sono fatti il mutuo, molti non hanno un lavoro stabile, hanno bisogno di una casa, e a chi andranno a pagare l'affitto? A questa gente qua. In passato, quando arrivava qualche speculatore straniero e non c'era modo di fermarlo, quando diventava troppo potente, lì si troncavano le gambe, per modo di dire. Comunque si faceva in modo che tutte le sue proprietà venissero espropriate dalla popolazione. Oggi la popolazione non può più farla questa cosa. Prima di tutto perché non ci sono le palle di farlo, non c'è più gente con le palle. Seconda cosa, c'è il territorio ultrasorvegliato, H24, e il Ministero dell'Interno italiano si sta dotando di un'intelligenza artificiale a scopo poliziesco, con annessi a robot che sparano, macchine che possono decidere chi possono uccidere e chi no. Andate a informarvi. Ah no, ma queste sono teorie del complotto, è vero, perché la videosorveglianza H24 l'hanno fatta per il nostro bene. Comunque, tornando a noi, oggi non si può fare, perché non c'è più l'azione diretta della popolazione, ma spingono la popolazione a un'infantilizzazione di ritorno, cioè ad avere la maestrina, in questo caso il giudice, che dovrà interloquire con la parte. E siccome viviamo in un sistema capitalistico dove c'è il diritto privato che ha una supremazia sul diritto collettivo pubblico, solitamente un peso in più in tribunale. Quindi i cittadini non possono andare lì e espropriare ai nuovi invasori le terre che loro prendono in modo speculativo giocando sulle disgrazie della gente, no? Non possono farlo. Quale sarebbe la soluzione? Che ci associassimo più sardi possibili, a partire anche da un gruppo di 1.000 persone, e mettiamo una quota ogni settimana o ogni mese. Se fossimo 1.000 persone e metteremmo, 10 euro a testa al mese, avremmo 10.000 euro al mese. Con 10.000 euro al mese, non fai tanto, ma almeno i terreni li compri.
Se fossimo 10.000 persone, con 10 euro al mese avremmo 100.000 euro al mese e potremmo comprare le case, pagare i debiti dei sardi e impedire che questa squadra di sciacalli che sta arrivando da fuori compri a stracco barato le case, sfruttando quelle che sono le situazioni, perché stanno comprando case all'asta, cosa che noi sardi non ci permettiamo di fare e si permettono loro che vengono da fuori. Ma vi cazzo stiamo finendo. Ma veramente ci vogliamo far schiacciare in casa sino a questo punto? Non si accontentano più dei terreni, vogliono le case e stanno comprando case dove ci vivono famiglie dentro. Quindi prendiamo un attimo di petto questa situazione. Lo so che per molti dice: ma cosa posso fare? Io non posso rischiare, io non posso fare questo, non posso fare quest'altro. Benissimo, giochiamocela nel diritto privato. Se riusciamo a raggiungere un gruppo abbastanza sostanzioso, mettendo una piccola cifra al mese, possiamo iniziare ad arrestare. Non vinceremo subito la guerra, ma qualche battaglia la vinciamo. Ma non possiamo permettere di essere espropriati, presi come dei pezzenti. Non possiamo permettere che le famiglie vengano sfrattate perché hanno la casa all'asta, per fare il favore a degli ucraini che sono venuti qua, che non sono quelli sfollati dalla guerra, ma sono quelli che hanno tenuto dei soldi, non si sa come, soldi che li abbiamo dati noi con le nostre tasse, purtroppo, che importano altro materiale, diciamo, umano, altre risorse umane, a chiamarle risorse è talmente cinico, ma le chiamano così, altre risorse umane che rischiano di portarci delle tensioni che noi leggiamo, che noi neanche immaginiamo, perché in Sardegna abbiamo una fortuna, cari signori, abbiamo la fortuna di essere ancora il 97% dei sardi, ma questa cifra sta scendendo sempre di più. Noi, grazie al fatto che siamo ancora etnicamente omogenei, abbiamo un'armonia sociale nei nostri paesi che da altre parti d'Europa se la sognano, e questa armonia la vogliono rompere sia i continentali europei che arrivano qua, perché ci arriverà un'ondata di mafia, sta già arrivando, sia quelli dell'est Europa, sia quelli dell'Africa. Ci dobbiamo mettere in testa una cosa: noi sardi non siamo occidentali, noi siamo mediterranei, siamo la prima civiltà spuntata in Europa, non me ne frega niente di quello che dicono molti addomesticati dalle scuole giudaico-massoniche che fanno capo a Londra, perché tutte le logge massoniche che ci sono in Europa fanno capo a Londra e fanno quello che le dice Londra. Miei cari universitari, ogni brevetto di ogni scoperta che fate voi in Sardegna viene depositato a Londra e il vostro brevetto ve lo fotte Londra e voi state al di sotto di professori che fanno parte di queste logge massoniche, purtroppo, e non ve ne rendete conto, però pensate sia tutta una teoria del complottismo, non ve lo dicono che l'Unità d'Italia è stata finanziata dai Rockefeller, non ve lo dicono nelle università, lo so. E qua abbiamo in pieno stile il piano Kalergi. Io non lo so. E sta crescendo anche, comunque, anche la presenza dei super ricchi. I super ricchi che vengono qua in Sardegna a farsi le vacanze, gente che è padrone di industrie di armi, pozzi di petrolio, giacimenti di diamanti, giacimenti di terre rare. Si fanno la loro base logistica qua in Sardegna con questa compravendita di case e lavorano da qui, belli tranquilli, e nel mente progettano la nostra dipartita. Ve l'ho già detto un'altra volta, o noi o loro. Noi non abbiamo una scelta, o noi o loro. E adesso loro stanno iniziando a toccare le nostre case, stanno tastando il territorio, lo stanno tastando e stanno dicendo fino a che punto si possono spingere i sardi. Gli abbiamo tolto le terre, gli abbiamo fatto fallire le aziende con la cosa della peste suina, con l'embargo delle carni per 10 anni, adesso l'embargo delle carni bovine, con questa cosa della dermatite bovina con i vaccini alle mucche. Molti allevamenti sono stati completamente annullati, perché ci sono un sacco di allevatori che si lamentano che le sta morendo il bestiame, che molto bestiame sta diventando sterile, ci stanno avvelenando il cibo, e se noi non ci diamo una svegliata, presto saremo stranieri a casa nostra. Dobbiamo decidere o noi o loro. Non c'è una scelta, non ci può essere una convivenza. Perché in questo momento, in certi paesi, che non sto qui a specificare quali, perché ci sono delle questioni di famiglia molto delicate, ci sono delle persone con una dignità che non vogliono dire che stanno per essere sfrattate, ma lo devono dire perché non è una vergogna questa cosa. La vergogna è chi partecipa alle aste e si sta prendendo le case come degli sciacalli, sapendo già che verranno scortati con la polizia in antisommossa. Il momento che loro dovranno sgomberare ci sarà la polizia in antisommossa che andrà a prendere quelli che ci sono dentro. Io ve l'ho già detto questa cosa. Poi c'è qualcuno che dice no, ma la polizia non farebbe mai questa cosa, il mio vicino è poliziotto, mio fratello è poliziotto, mio zio è poliziotto, no, sono brava gente. Certo, presi singolarmente, tutti siamo bravi, ma poi
quando si tratta di agire, quando si tratta di prendere ordini, non si fanno scrupoli, come quando devono fare TSO politici. Ecco, probabile che facciano anche dei TSO durante gli espropri, in modo che i proprietari non si agitino tanto, quelli che stanno per sfrattare, perché devono essere ben contenti di farsi buttare fuori di casa e poi vedere la propria casa trasformata in un B&B o una casa riempita di persone colorate, che sono qui, che non hanno nessuna intenzione di rispettare la nostra cultura, le nostre tradizioni, eccetera, eccetera. Non lo so. Scusate lo sfogo, era, diciamo, per mettere un po' una pulce nell'orecchio, perché bisogna aguzzare gli occhi, bisogna iniziare a uscire un po' fuori casa, bisogna iniziare a informarsi, bisogna iniziare a sapere cosa stanno passando i nostri vicini, bisogna iniziare a fare quadrato, bisogna iniziare realmente a ragionare in certi termini di riconquista. Dobbiamo riconquistare la Sardegna. Tra poco si avvicina Sadia Sardegna. Ve lo ricordate cosa avevano fatto? Nara Cigiri, bussavano alle porte delle case. Nara Cigiri, chi non ci Nara Cigiri? Boh, a forza, dai. Cargausi in Sannavi un po' a casino. Vi pensate che durante la Sarda Rivoluzione stavano andando lì a fare le denunce dall'avvocato, dalla caserma? Vi pensate che la gente di quel periodo stava lì a fare le pratiche burocratiche per passare il cavillo legale? Lì erano mazzate e basta. Ah, ma noi siamo moderni, queste cose non si fanno più, certo, siamo moderni noi. Noi siamo moderni, dobbiamo accettare che venga gente di fuori a toglierci perfino le mutande, perché siamo moderni. Questi giorni ci saranno altri nuovi video. Vi ringrazio per le visualizzazioni, vi ringrazio per chi si è iscritto al canale. Spero che continuate a seguirmi, nonostante la mia poca professionalità nel fare i video. Non ho i mezzi, faccio semplicemente video col mio smartphone e basta. Non ho mezzi, quindi riflettete su questa cosa. Chi sta arrivando in Sardegna? Tutte le case che stanno comprando? Chi le sta comprando? A quale scopo? Perché poi ci mettono dentro altra gente? Poi, se qualcuno vuole dire no, ma la teoria della sostituzione etnica è un complotto. Mi dispiace per quelli lì che, purtroppo, gli piace prenderla nel culo dei grembiolini con i guanti bianchi, ma ovviamente i gusti sono gusti. Buon proseguimento.